Prego. Per lei. Il cane truccattista. Vabbè, qualcuno doveva farlo. Cos'è? Dove? Locale, Ah, è grande qua sotto. È grande qua sotto. Sì, cioè di là e poi... Allora amici, siamo qua io, la Elena e qualcun altro. E siamo in un po', non possiamo dire dove, in una villa privata. E ci hanno raccontato che ci sono state molte presenze, cioè molti fenomeni qua dentro, più che altro ombre, rumori, spostamenti di mobili. E anche forse dei contatti con delle persone, però non sono accertati, non hanno una sicurezza matematica. Ok. E intanto vediamo se abbiamo qualche riscontro. Yes. Ok. C'è qualcuno qui? Abbiamo 2 strumenti in mano con la lucetta verde, se vi avvicinate potete farli illuminare. C'è qualcuno qui? Mi sembra di aver sentito qualcosa. Tipo? Sembrava tipo qualcosa che parlava, sentiva l'eco femminile. Beh, qui c'è. In teoria questa era una sorta di lavanderia dove lavavano i panni, però non ho una certezza. Non so di che. Ci sono i ganci, ma molto probabilmente li usavano per appendere. Sì. I ganci così appendi i vestiti. Sì. Bello comunque bellissima questa stanza. Sì. Tanto bello. Però sì, sembrano proprio adibite come delle vasche per lavare. Ho visto delle vasche simili dove coloravano i vestiti. Sì, magari questi erano antichi, li hanno lasciati. Magari facciamo danni strutturali al soffitto. Sì. L'ho notato adesso e tutti i motivi che ha questo La colonna è bellissima. colonna. C'è nessuno che vuole comunicare. C'è nessuno che vuole comunicare. C'è nessuno che vuole comunicare. C'è nessuno che vuole comunicare con noi? La mia amica ha 2 strumenti in mano con la luce verde, se vi avvicinate potete farli illuminare. Sì. Tanto così, cioè solo terra. E probabilmente la scolavano tutta l'acqua con cui lavavano. Però ripeto, non sono sicuro cosa servisse questa stanza, per cui posso solo immaginarlo. Sì. Qua
qua di fenomeni ne avete mai rilevati? In realtà no, perché ci siamo venuti pochissime volte Ah, ok, quindi potrebbero esserci anche stati e voi... e non lo sapevamo. Perché per ora tutto tranquillo. Però sì, questa è la parte meno frequentata in totale. Sì, comunque noi abbiamo deciso di dare molto più peso al registratore. Sì, rispetto ai strumenti. in sé. Certo. Perché quelli comunque sono strumenti che usano i Ghost Hunter, però non sarebbero neanche stati fatti per quello alla fine. Ho capito. E vai a sapere te se dopo sotto il terreno ci sono cose che cavi che passano, che possono disturbare, sopra, tralicci. Sì. Ti ricordi ieri, Tommy? Questo ha brillato, mi sono accorto che sopra c'era un traliccio. Ah, ok. E quindi c'era un'interferenza. Sì. Però diciamo che tralicci qua non c'è pericolo perché siamo sotto. Sì. In più devo dire che questa cantina ha delle fondamenta antiche, quindi sono sicuro che qua non passa sotto una linea elettrica. Stavo per dire Sì. che se la controlla così qua, se no so Sì, anche per fare qua lavori sotto, sei permessi li devi avere. ma hanno messo un po' di massetto. Sì, no, qua non c'è niente. Ascolta, Sì, proviamo a cavi andare su nuovi, e poi nel caso se troviamo Sì, sì. riscontri ci fermiamo da qualche parte. Sì, sì. Ma tale da non fare una distanza. Vuoi una torcia, Tommy? No, ce n'ho due. Grazie. Domani vado a prendere una telecamera. Vedete che ci abbiamo sulle altre aree. Sì, io direi di sì. Io direi di sì. Io direi di sì. Io direi di sì. No? Ho sentito una roba. Faccio veramente. Sai qual è il frutto preferito dei fantasmi? L'uva. Dai, va avanti, va. Attenzione qua, c'è un po' di cose ingombranti. Allora, queste sono le scale, da qua si sale e si va al primo piano. Ok. Queste sono le scale di cui vi ho parlato prima. Dove hai visto l'ombra? Quello dell'occhio. Ok, attento al cavo. Guarda qua. Quella mano. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Non si sentono più le voci da fuori, vero? Quelli sotto. Un po' sì, si sente un tal ventilatore. No, voci. Si sentono tutti. Io lo sento. Sì, ma sono le persone sotto. Ah, ok, ok. Sì, non si sente. In realtà si dice fino all'attività di scrittura che abbiamo fatto. Ok.
Quindi anche la mano sul vetro che c'era più. Quella lì rossa. Sì. Qui in questa stanza non è successo nulla. Ok. In realtà sul corridoio che siamo stati, poi vi racconto, sono successe di là le cose. Ok. Dalle scale verso destra. Ok. Però insomma, giustamente. Andiamo nella parte interessata allora. Certo. Pratica qui così vista l'ombra. Inoltre il fatto di quella possibile interazione umana che è successa in questo angolo qui, e le radioline che si attivavano da sole, le radio, Ok. nonostante fossero scariche, erano dentro gli armadi lì. E io salendo dalle scale sentivo che partiva la musica, scarichi da una settimana e passa. Ok. E poi noi andremo dritti di là in fondo a quella porta per proseguire il tour. Ok. Quindi se volete andare avanti anche voi tranquillamente, Ok. sentitevi liberi di farlo. Posso capire i cassetti. C'è qualcuno qui oltre a noi? Qualcuno che vuole comunicare tramite questi strumenti? La mia amica qua ne ho due in mano con una lucetta verde. Se vi avvicinate potete farli illuminare. Non siamo qua per farvi del male, siamo qui solamente per sapere la vostra storia. Sì. Ho sentito qua. Io no. E magari risulta nell'audio della videocamera. Quello è bello. Quelli sono scenografia. Ah, ok. Bellissimo. Le cose vecchie che vedete qua sono originali. Originali, Sì. l'ho fatto io. Guarda che bello. Cos'è sta roba? È una lanterna? Cioè, E non so, penso sia voluto in modo che non andassero a uscire le cose. Tommy. Foto a questa? Non avete paura che quando fanno escape room vi rovinano anche queste cose? In realtà no, perché è tutta roba vecchissima e comunque siamo presenti perché facciamo la parte degli attori, quindi seguiamo Ok. sempre i Ah, ok. gruppi. Se non entravano mai.
in completo autonomia. È molto suggestivo però. Ma quello che cos'era una volta? Sai che non lo so. Penso un armadio. Boh. È rimasto tale quale, non so. È dura però salirci su quell'armadio e mettere le cose. Mettono la scala. Anche perché quelle porte lì sono pericolosissime. Sì. Se scivoli e ti tranci un dito. Effetto ghigliottino. Sì. Questi sono gli armadi che vi ho accennato prima. Qui anche di là. C'è qualcuno qui? Ma c'è Tommy là? Ok, perfetto, non l'ho visto, mamma mia. Cosa è successo? No, ho sentito un rumore che si muoveva qualcosa. Tu eri immobile? Sì. Ho fatto la foto. Sì. Ah, sì, ok, perfetto, no, vai. Perché lui è là in fondo, tu eri seduto qua? Io ero messo di ginocchio pure da questa parte, non ero lì di sicuro. C'è qualcuno ancora in questo posto, qualche energia che desidera comunicare con noi? Magari la stessa che ha fatto suonare le altre volta. O che ha spostato i mobili nelle altre stanze? I passi è Tommy. Però qui ci sono i bagni delle orfanelle. Ci sono anche sopra gli stessi bagni, per cui se volete vedere i Senti, sei proprio odore da chiuso. Ah. Hai sentito quello? C'è qualcuno qui dentro? Sono tanti però. Hai sentito? Cosa? No. Io stavo sentendo loro che stavano parlando dell'odore. Dello zolfo? Sì. Sai che non è una bella roba, vero? No. Ah, non c'era le altre volte questo odore? No, mai, sono campi del centro ma non c'era. Bene. C'è qualcuno qui dentro?
Se vi avvicinate a questi strumenti che ha in mano la mia amica con le luci verdi, potete farli illuminare. È solo per capire che ci siete, potete comunicare anche tramite questi strumenti. L'ho sentito anch'io. Sentito anch'io. Sì. Si vede che prima non ho sentito perché avevo impegnato a ascoltare loro. Sembrava una donna o una bambina. Una donna mi sembrava. Non avete voglia di parlare con noi? Chiunque ci sia, tranquilli, avvicinatevi pure ai nostri strumenti. Secondo piano. Adesso sembra una casa abbandonata. Sì, Qui sopra c'è stato questo mezzo cosa strana. C'è stato il mobile sotto Questo è quello che vi dicevi prima. E questa qua è la parte delle confessioni della chiesa. Le confessioni della chiesa. Le confessioni della chiesa. Le confessioni della chiesa. Sì, hai sentito anche tu? La voce? Ho detto C'è io un mamma- bisbiglio. Ho detto io mamma mia, Ho detto Bisbigliandolo? mamma mia. No, io ho sentito rumore. Ah, ok, io ho sentito un bisbiglio. Non era il tuo mamma mia. C'è qualcuno qui con noi? Se volete vi potete avvicinare e farli illuminare questi strumenti qui con la luce verde. Potete anche fare un rumore, parlare. Una macchina. Siccome io non riesco a capire la provenienza tante volte del rumore, oppure lo sento tanto vicino, Ah, ok. Avete paura di noi? io a spot sento qualche voce Femminile o maschile? maschile.
Sì, sì. C'è qualcuno qui? Che c'è? Piccioni, Dio. In un tetto dove metti i piedi, per favore, lavati. Oh Maria Vergine! C'è qualcuno qui dentro che i piccioni. Mi sembra di con la coda dell'occhio. Io l'ho visto 3 volte con la coda dell'occhio, lo guardavo e la smettevo. Questo, il K2. Sì, sì, l'ho visto anch'io adesso. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, può fare di illuminare di nuovo lo strumento della mia amica, questo con la luce verde. Di là, la stanza che abbiamo adesso è quella che abbiamo fatto il video con gli Horus Ok. e dove si è spostato il mobile quelle volte. Quindi si evince che magari è la stanza quella più attiva. Secondo me sì, ma insomma lo vedremo insieme dopo. Può essere che non succeda niente, però Beh, certo, è così. Tommy, guardi dove metti i piedi, per favore. Sì, non stai incassarti ogni 2 secondi. attenzione, camminiamo sui lati della stanza perché c'è stato un leggero piccolino crollo. Ah, è imbarcata. Sì. Quello è un lampadario antico. Questo è della chiesa. Sì. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, potete avvicinarvi. Se sì, potete avvicinarvi a questi strumenti che tiene in mano la mia amica. Il telefono. Non c'è proprio nessuno che vuole parlare con noi. Comunque secondo me a livello audio c'è qualcosa. Qualcosa che si è spostato? Sì.
il piccione di là forse. No, ho sentito tipo un legno o qualcosa che si spostava. No. No, Beh, prima ho sentito i legni di quell'uomo che scricchiolava. anch'io. Puoi rifare il rumore se sei stato tutto il favore? Mi inganna il piccione che fa. Puoi provare a spostare un mobile? Magari no. No, intendo che a volte sento. Ma è il finale del colombo del verso. Vado a scacciarlo. Tutti i fenomeni, lo spirito del piccione schiacciato. Ma non mi te sblocco. Cosa? Adesso non sono in stanza di là se volete. Va bene. Ci sono degli altri bagni che sono uguali a quelli che abbiamo visto sotto. Però sono quelli sopra, sono c'è i piccioni purtroppo. Vabbè, sta fuori. E un'altra cosa interessante è che l'altra volta che avevo sentito il mobile che si è spostato, eravamo sulla stanza di qua. Il Quindi mobile- noi l'ha fatto non quando eravate qua. No, eravamo di là. Quindi Ok. non vedevamo e non... Però l'avevo sentito. No, ma se volete sto un po' da solo, vediamo cosa succede. Tu? Sì. Sto mobile qua. Ok, ho le orecchie fischiano in questo momento, che strano. Ok, riprenditi. Volete stare qua voi da soli? Sì, magari io sto qua e tu. Sì, o vai giù, non so. Non hai paura, vero? Non hai paura? Dipende dalle sensazioni. Vuoi una torcia? No, ce l'ho sul telefono. Ok. Volete che vado avanti io o volete che Sì, fai strada, fai strada.